Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli per sempre. Dopo la partita contro il Bologna, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato con la stampa nella sala stampa dello stadio Diego Armando Maradona, dopo la sconfitta subita dalla sua squadra. Dopo un primo tempo deludente, la reazione. Il primo tempo non è stato male, ma se siamo sotto di 2 gol significa che mancava qualcosa. È il nostro 10° rigore stagionale. Dobbiamo pensare. Abbiamo avuto la forza di reagire e giocare. Siamo riusciti a recuperare contro un'ottima squadra. Abbiamo avuto la volontà e l'energia per vincere, abbiamo provato a pressare. È naturale che abbiamo rischiato dei contropiedi, ma non ricordo nessuna azione che avrebbe potuto sancire la sconfitta. Siamo stati bravi a non permettere loro di ripartire in contropiede. È un gol che fa male alla fine. Dico sempre che se non puoi vincere, non dovresti perdere. Non sono deluso dalla partita. La sconfitta ci riporta alla realtà. Abbiamo bisogno dei 3 punti per la Champions League e poi vedremo come finiremo in classifica. Ha mai avuto a disposizione la squadra che aveva immaginato? Abbiamo iniziato la stagione cercando di schierare i nostri migliori giocatori, ma poi abbiamo avuto gravi infortuni per mesi che ci hanno privato di elementi chiave come Neres. Forse era nella sua forma migliore dai tempi del Napoli, e poi si è infortunato contro la Lazio. Fa parte del gioco. Un allenatore deve sempre trovare una soluzione per evitare il naufragio. Siamo stati bravi a rimanere a galla. Ora dobbiamo guidare la nave per assicurarci la qualificazione alla Champions League, e poi trarremo le conclusioni. Possiamo immaginare qualcosa di diverso a fine stagione, tatticamente parlando? Quello che stiamo facendo ci ha portato al 2° posto e in corsa per la Champions League. Non inventeremo cose che potrebbero creare squilibri. Vedremo l'anno prossimo quando tutti saranno disponibili. Siamo ancora a un passo dalla qualificazione alla Champions League, che è importante dal punto di vista finanziario. Non è facile riprendersi da gravi infortuni. All'inizio si è brillanti e poi un calo fisico è naturale. Dobbiamo giocare queste ultime 2 partite e poi trarre le conclusioni. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Di chi è la colpa della sconfitta del Napoli? Voglio sapere cosa ne pensi nei commenti. Metti un like al video e iscriviti al canale. Forza Napoli per sempre!